Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, tra il 17 gennaio e il 18 febbraio 2014 i territori del Veneto e dell'Emilia-Romagna sono stati colpiti da un'ondata di maltempo che qualche tempo fa in Italia avremmo definito straordinaria. Purtroppo si tratta certamente di eventi atmosferici non ordinari, ma che in quei territori, non accadono per la prima volta e in Emilia colpiscono zone già danneggiate dal sisma del 2012. Nella nostra mozione descriviamo la complessità di quanto è accaduto. Il maltempo e l'intensità della caduta di pioggia e neve hanno determinato varie situazioni di criticità, gravi disagi alla popolazione, danni consistenti ai beni pubblici e privati e alle attività economiche e produttive, esondazioni di fiumi, fenomeni di dissesto idrogeologico, strutture arginali fortemente indebolite, innesco di valanghe e di movimenti franosi, interruzione di collegamenti viari e servizi essenziali, innalzamento delle falde freatiche, mareggiate sulla costa con erosione degli arenili. Durante quegli eventi, per l'ennesima volta, il territorio del Veneto e dell'Emilia-Romagna ha mostrato tutta la sua fragilità. In quei giorni famiglie ed imprese hanno visto danneggiarsi, in molti casi irrimediabilmente, immobili e beni ottenuti con la fatica del proprio lavoro. Una persona ha perso la vita. In quegli stessi giorni la macchina di gestione dell'emergenza ha dimostrato nuovamente di funzionare. Comuni, protezione civile, vigili del fuoco, genio civile, consorzi di bonifica e tanti cittadini volontari hanno lavorato ininterrottamente in maniera coordinata per limitare i danni e dare aiuti alle comunità colpite. A loro va un ulteriore pubblico ringraziamento per il lavoro svolto e per l'importante sostegno fornito. La mozione che abbiamo presentato non intende certo affrontare, perché riteniamo non sia lo strumento corretto, il problema della difesa del territorio e della prevenzione del dissesto idrogeologico. Su questo tema il gruppo del Partito Democratico è impegnato non da ora per cercare una soluzione strutturale al problema. Riteniamo non sia accettabile che tali disastri si concretizzino in una corsa alla richiesta di risorse a Roma, in un braccio di ferro tra territori e governo. Non è corretto né dignitoso. Auspichiamo che nel nostro Paese, che tra l'altro ambisce a fare del suo paesaggio uno dei biglietti da visita per presentarsi nel mondo, si rispetti il territorio e si diano strumenti per tutelarlo. Riteniamo doveroso che si pensi a quella che tempo fa avremmo chiamato legge quadro, che definisca misure e criteri standard per affrontare le emergenze come quelle a cui ci riferiamo con i documenti in discussione. In tale contesto della legge quadro alla quale mi riferisco, il ristoro dei danni, le sospensioni dei pagamenti e gli altri interventi necessari dovrebbero essere definiti nelle modalità, nei tempi e nella quantità. Ciò a garanzia che anche nel Paese non ci siano aree di serie A e aree di serie B, aree capaci di far valere le proprie richieste e aree meno capaci. Ciò per innestare una nuova concezione del rapporto fra territori e governo centrale, per responsabilizzare i diversi livelli istituzionali. Nell'ambito della prevenzione e quindi della riduzione del rischio idrogeologico, diversi sono i campi nei quali avremo anche a breve modo di agire. In quello della governance prima di tutto, attraverso il collegato ambientale alla legge di stabilità. In quello della pianificazione urbanistica, che deve tenere conto del fatto che il territorio è una risorsa fragile che va rispettata, e mi riferisco all'iter che si è avviato in Commissione per la legge sul consumo del suolo, con la quale spero si definiscano anche criteri che evitino pianificazioni regionali, e mi riferisco in particolare anche a quella del Veneto, al piano casa, che vanno esattamente nella direzione contraria rispetto a quella del rispetto della fragilità del territorio. Si tratta di occasioni queste per delineare un contesto normativo coerente e funzionale alla ricerca di soluzioni strutturali appunto per affrontare un problema che, come dicevo in premessa, non può più definirsi così straordinario. Misure strutturali che necessitano evidentemente di risorse, ma che vanno inquadrate in piani a lungo termine nei quali i territori individuino priorità di intervento e graduale attuazione. Piani che devono essere però attuabili. Gli enti locali, le regioni e i comuni devono essere messi nelle condizioni di effettuare gli investimenti, soprattutto nei casi in cui dispongono di risorse bloccate per effetti di vincolo del patto di stabilità. Anche in questo contesto colgo l'occasione per rimarcare l'importanza del fatto che il Governo, nel rivedere le regole del patto di stabilità, metta gli enti locali nelle condizioni di poter investire, soprattutto in opere funzionali alla messa in sicurezza dei territori. In assenza di quanto descritto finora, oggi però ci apprestiamo a discutere una mozione che affronta l'emergenza.
E descrivo brevemente gli impegni che desideriamo far assumere al Governo con l'eventuale approvazione della mozione. Prima di tutto chiediamo di deliberare, come già fatto per l'Emilia-Romagna, il riconoscimento dello stato di emergenza anche per il territorio del Veneto. Si tratta di una misura necessaria per dare attivazione a quanto inserito ieri alla Camera in sede di conversione del decreto legge 4 del 2014, mi riferisco quindi alle agevolazioni fiscali e alle sospensioni delle scadenze tributarie, che sono modifiche che sono state inserite anche grazie al lavoro dei colleghi veneti del PD nelle commissioni Finanza e Bilancio e anche grazie alla sensibilità del sottosegretario Zanetti. Si tratta questo di un passaggio fondamentale, doveroso ed urgente. Per i territori dell'Emilia-Romagna già colpiti dal sisma del 2012, coerentemente con gli impegni che sono stati assunti in un ordine del giorno approvato sempre ieri in sede di conversione del decreto legge 4 del 2014, sollecitiamo un provvedimento specifico al fine di assicurare procedure integrate e coerenti, che preveda anche agevolazioni fiscali integrando quelle già contenute all'interno della legge di stabilità e per consentire alle amministrazioni comunali di queste zone doppiamente colpite un allentamento dei vincoli finanziari derivati dalla legislazione vigente, al fine di consentire loro di dare delle risposte più concrete. Al fine poi di dare un tangibile ristoro dei danni subiti anche a causa della mancanza degli interventi pubblici strutturali di prevenzione del rischio a cui mi riferivo in premessa, chiediamo la predisposizione in tempi rapidissimi della concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo, agricolo e zootecnico del Veneto e dell'Emilia. Per quanto riguarda i necessari interventi di messa in sicurezza del territorio, chiediamo di avviare rapidamente, con priorità per le zone alluvionate delle regioni Veneto ed Emilia, le opere immediatamente cantierabili indicate in appositi piani del dissesto idrologico che chiediamo quindi alle regioni di redigere al più presto e di prevedere che tali interventi siano integralmente finanziati con risorse escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. In piena coerenza poi con quanto già previsto in analoghe situazioni e in attuazione oggi del decreto legge 4 2014 in corso di conversione, proponiamo la sospensione dei termini di pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i conseguenti adempimenti in scadenza tra il 15 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014 per tutti i contribuenti residenti nelle aree gravemente colpite, nonché la sospensione del pagamento delle rate di adempimenti contrattuali, compresi mutui e prestiti, per l'anno 2014, assumendo poi le iniziative necessarie a garantire che il pagamento di tali adempimenti, tributari e non, dopo la sospensione dei termini, possa essere effettuato in forma rateale e senza l'applicazione di sanzioni e interessi. In considerazione dei fondi già stanziati, chiediamo poi di dare immediata attuazione al comma 7 della legge di stabilità recentemente approvato, destinando una quota significativa delle risorse del Fondo delle politiche di coesione ad interventi di messa in sicurezza del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, con l'obiettivo di garantire un flusso di risorse costanti e certe per tali interventi. Al fine quindi di agganciare i prossimi fondi comunitari messi a disposizione dalla Commissione europea, chiediamo anche di approvare in tempi brevi la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con un sistema di incentivazione per lo sviluppo di politiche locali volte a costruire sistemi urbani, territori e città più resilienti. Allo scopo poi di garantire invece congrue risorse per il Fondo della Protezione Civile per le alluvioni, si chiede appunto di stanziare tali risorse, valutando anche l'opportunità di istituire un fondo compartecipato da Stato, Regioni ed enti locali per poter intervenire in maniera immediata ed automatica in favore delle popolazioni colpite in caso di eventi atmosferici straordinari. Mi avvio alla conclusione. Si propone infine di valutare se su questo tema non sia l'occasione per dare finalmente attuazione ai principi del federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, chiedendo quindi di valutare l'opportunità di prevedere per la Regione Veneto e la Regione Emilia dei meccanismi premiali in materia fiscale che generino risorse nuove vincolate alla messa in sicurezza del territorio. Mi auguro che anche alla luce della conversione avvenuta ieri del decreto legge, con cui si
sospendono gli adempimenti tributari e contributivi delle zone colpite dalle alluvioni in Veneto ed Emilia, non si perda l'occasione di dare ulteriori concrete risposte a comunità che chiedono allo Stato di non lasciarle sole di fronte ai tragici eventi che le hanno colpite. Auspico pertanto l'approvazione della mozione e soprattutto che gli impegni richiesti al Governo non rimangano sulla carta, ma diano avvio a processi normativi utili alla soluzione dei disagi delle popolazioni venete ed emiliane. Grazie. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Baruffi, ne ha facoltà.